felice a loro premiare tutti i gruppi presenti, danno un ricordo da parte dell'amministrazione comunale di Villanova Monteleone e da parte della Proloco, quindi una coppia venga qui davanti per ricevere il dono. Grazie per essere stati qui con noi. Un grande applauso al gruppo folk di Villanova Monteleone, Giovanni Lai all'organetto. Mentre il gruppo di Villanova si allontana, io vorrei chiedere a questi bambini se hanno il permesso di stare qui con me tutta la notte. Potete restare qui con me sul palco tutta la sera? Sì. La scuola è finita? Sì. Siete stati promossi? Sì. Perfetto, è tutto sì, quindi non ci sono problemi. Accomodatevi e un grande applauso perché ora ci spostiamo dal nostro bel Logudoro, andiamo in Barbagia con il gruppo Santu Sidore di Orune. Orune è un antico borgo che sta a circa 800 metri d'altitudine, il suo nome significherebbe proprio Oros, montagna, 800 metri da dove lo sguardo si allarga sulla Barbagia, sulla Baronia, ma anche sul Logudoro e sulla Gallura. È un centro di antiche tradizioni e vestigia archeologiche come su Tempiesu. Questo gruppo nasce nel 2006 grazie a tanti e importanti studi. I loro maestri sono i Folk Studio, a cui è stato dedicato anche un lavoro discografico. So che ogni anno vi recate nella penisola per salutare gli orunesi che sono presenti nel Lazio, nella Toscana, per portare un pezzo della nostra bella Sardegna e un pezzo anche della bella Orune. Gianluca Bardellino, oggi tu qui sei in triplice veste. Fondatore del gruppo, attuale presidente e suonatore. Com'è come presidente? Bravo? Dicono non molto, quindi ci dobbiamo fidare? Si scherza ovviamente. Lasciamo l'organetto perché Gianluca suonerà l'armonica a bocca, uno strumento molto particolare, molto arcaico. Non ci sono scuole per imparare a suonare l'armonica a bocca, il colpo di glottide è qualcosa che si impara appunto con l'esperienza, è uno strumento che viene suonato appunto nelle solitudini delle campagne dai nostri pastori. 3 i balli che ci mostrerete qui quest'oggi: sull'estru, che è un ballo di unione, un ballo che viene appunto ballato ancora oggi a Orune tutti insieme nelle feste; su Dillu, che invece è il ballo a coppia dove appunto i ballerini possono mostrare la loro bravura e la loro maestria; e poi 2 passi d'esa Lizera, che è il ballo appunto tipico di Orune. Ogni volta che vengo a Orune rimango sempre colpita perché tutti parlano in sardo, compresi i bambini più piccoli, e quindi questo vi fa assolutamente onore. Qui le tradizioni si mantengono e si vivono realmente. Il gruppo folk Santu Sidore di Orune, all'armonica a bocca Gianluca Bardellini.